Buongiorno amici, dopo la pausa invernale, dopo la breve pausa invernale, riprendiamo le nostre escursioni. La compagnia dei viaggiatori si è riunita e l'escursione che effettuiamo oggi non è una novità, però ha sempre il suo fascino. Partendo dalla Colla di Pra, sopra l'Acqua Santa, Voltri, Acqua Santa, Colla di Pra, la meta di oggi è il rifugio Paganetto, passando per un ambiente vegetativo denominato Spighe Alte. Poi dopo spieghiamo Spighe Alte, Spighe Basse. Toccando la tappa del Cian delle Figge, dove ci fermeremo a pranzare, poi proseguiamo in una salita per arrivare al rifugio. E da lì c'è una visione spettacolare, panoramica sul Golfo Ligure. Ok, dai, andiamo. Andiamo? Andiamo! Sì, Andiamo! andiamo! Questa prima parte di sentiero, piuttosto largo, rappresenta delle caratteristiche pietrose, rocciose. Poi, portandosi a livello, sarà senz'altro più morbido. Il terriccio rossastro mostra una base ferrosa nel terreno. Ora stiamo proprio attraversando il tratto con vegetazione denominata lische alte. Questo tipo di vegetazione a filamento anticamente veniva usato principalmente per costruire delle corde, del cordaglio. Poi l'artigianato ha sviluppato anche oggetti intrecciati tipo cesti o sedute per le sedie o cappelline, artigianato locale, ma principalmente veniva usato per costruire corde. Dopo mezz'ora di cammino siamo passati da un sentiero pietroso a un livello pianeggiante di terra morbida e si cammina molto agevolmente. Eccoci, allora dopo circa un'ora e mezza di cammino giù dalla Colla di Pra siamo arrivati al bivio per il bivacco Paganetto. Qua lo danno per circa 45 minuti e noi però ci fermiamo a Cian de Figge, dove ci sono dei tavoli che speriamo di trovare almeno uno libero per poter pranzare. Come va? Benissimo! Tutto bene? Bene? Muscolatura? Benissimo, Laila? bene, Tutto grazie. bene? Perfetto. Ok, dai, adesso magari ci beviamo il classico succhino. Ah, che gnato dovevo arrampicarsela? Eh sì, dobbiamo arrampicarsi lassù dove c'è tutta quella compagnia canina che si presuppone che occupano non solo le due panche che ci sono, ma anche tutta l'area circostante. Ok, ora a questo incrocio la solita pausa col succhino che dà energia. Buono, eh? Buono. Buono, buono. Buono, buono. Ora ci aspetta una salitona per arrivare a Cian de Figge.
Turn it inside out so I can see the part of you that's drifting over me. Ok, eccoci qua. Allora, dopo circa 50 minuti giù da crocevia, siamo arrivati alla tappa pranzo a Cian de Fige. Ok. Ok raga, dai, Cian de Fige, ce l'abbiamo fatta, eh? Abbiamo anche il nostro tavolo. Dopo circa 50 minuti dalla crocevia, una camminata abbastanza un po' in salita. Dai Laila, che ci siamo! Ce l'abbiamo fatta, la conquista c'è. Ci troviamo a Cian de Fige, dove è presente un'area picnic, e qua pranziamo prima di andare su al bivacco Paganetto, che è proprio a ridosso di quella cima lì. Ok. Benissimo raga, dai, dopo una bella camminata, una bella mangiata. Buon appetito! Buon appetito. Buon appetito! Buon appetito. Dopo un fine pranzo è arrivato l'ora del caffè. Abbiamo il nostro bar portatile. Certo. E naturalmente anche il correttore, ci vuole un buon grappino veneto. Allora, dopo un sontuoso banchetto a base di couscous, insalata di riso, pasta fredda, eccetera eccetera, ci incamminiamo verso il bivacco Paganetto. Andiamo a vedere questo caratteristico bivacco. Ok. Ok, allora siamo arrivati quasi al bivacco Paganetto, passando davanti al rudere questo di una casermetta o costruzione un po' tipo pastorizio, casermetta, ancora non è ben definito. Comunque ormai siamo quasi vicini al bivacco Paganetto, in una giornata spettacolare. Oggi 21 aprile 2024, l'inizio di nuovo delle nostre escursioni dopo la pausa invernale. Eccoci qua, allora questa meta, Andrea Paganetto, bivacco, è stata raggiunta. Ok? Ce l'abbiamo fatta. Il bivacco, anche se noi lo conosciamo molto bene, ha sempre il suo fascino. Ogni volta è sempre una sorpresa. I soppalchi con i posti letto, la stufa per chi venisse d'inverno col suo tubo di sfiato. Ah, eccolo qua. Ok, segnaliamo la nostra presenza. Oggi 21 aprile 2024. Come va? Bene? L'abbiamo fatta, anche stavolta. Posto è meglio. Ora, a ritroso, stiamo prendendo il sentiero per tornare giù a Cian de Fige e poi di conseguenza a tornare giù alla Colla di Pra. Si è alzato un po' di venticello, ma questo non guasta più di tanto. Allora, siamo tornati a Cian de Fige dopo aver visitato il Paganetto. Adesso torniamo giù alla Colla di Pra facendo di nuovo il giro a ritroso. Sta stizzicando un pochino, speriamo Che regga. speriamo che regga. Sta piccolo, come si dice? Più avvicinando. Ecco, bellissimo. Oh, ok, dai, torniamo indietro.
Ok raga, siamo tornati al crocevia, dove da qui poi adesso torniamo alla Colla di Pra. Com'è andata? Bene, abbiamo rischiato anche un po' di pioggerelline, però siamo stati fortunati. Sì, il tempo non è proprio dei migliori, però dovrebbe resistere almeno fino a giù. Ok, ora è agevole, il sentiero piuttosto agevole, un po' lunghino, sì, però dovremo farcela. Ok, Nemo, sciù. Bene. Bene. Andiamo. I've had my share of fat kicks in my face, but I've come through. Let me to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep. Ok raga, purtroppo non ce la siamo scampata, si è messa a piovere, abbiamo ancora circa un'oretta per arrivare giù alla Colla di Pra e alla macchina, quindi mi sa che ce la facciamo sotto la pioggia, mi sa che asciutti giù non ci arriviamo, eh? 2 goccette, ma guarda lì. Raga, ce la siamo presa tutta, sta piovendo ancora. Purtroppo il riassunto mi sa che non lo faccio, anzi vabbè, faccio uno leggero. Uscita Pra, Genova Ventimiglia, uscita Pra, sulla destra si prosegue, poi a un certo punto si seguono indicazioni in turchino Giovi, poco dopo sempre sulla destra Acquasanta, Colla di Pra, e si segue il sentiero Tre Bollini Rossi fino ad arrivare a Ciande Fige. Chiudo perché vi si sta bagnando tutto il telefonino. La compagnia dei viaggiatori vi saluta, alla prossima, sperando che non sia in ammollo. Ok, ciao. Ciao.